Abbiamo appena finito di scrivere qua su tutto quello che ci serve e segnato quello che già abbiamo e quello da comprare. Se state capi di burro, fallo tu e tanto giro questo perché poi fare questo. Hai già fatto qua la tara, sì? Sì. No, si deve mettere a zero. 60. Tu pregunta, Ragazzi, siete 60. 150? 140. Ah, benissimo, caro. Questo dovrebbe essere l'impasto per il dolce che stiamo facendo prima, così poi dopo lo mettiamo solo in forno quando serve. Fa un po' schifo in realtà, Ha la faccia bruttissima. Ecco qua, vedi? Un po' così, così. Vicino al burro qua dentro. Basta? Tutto, ormai. Vediamo il senso sopra. E la mia è tipo, non lo so, un po' più tipo gelatina, non so come dire. Mamma mia che schifo. Stiamo facendo il composto di salsiccia e stracchino per metterlo poi su quelle bruschette che vanno in forno dopo. Facciamo la nostra cena con le verdure e il prosciutto. Vabbè, quindi non ci ho fatto. Non ho fatto. Le prima. Lo so. Non posso fare queste cose. Devo. Federico, quanto manca? Poco. Gli ospiti sono arrivati con una mezz'oretta di ritardo, quindi nel mentre tutti i nostri piani sono saltati. Vada con la prima portata, vai! Mentre il cameriere stava aprendo il crodino, ha fatto saltare tutto e ha bagnato tutto il tavolo e anche tutto l'aperitivo, ma vabbè. Ho fatto cadere l'acqua. E ti dall'alto. Salt bene, Come che mette, ma come stai mettendo? la perfezione. Se lo dici tu? Brucia, cazzo. Due di vita, ma tre, no, quattro a sto punto. Buona. Ok, va bene così, non ce ne vogliono tanti, così penso... solo quella. Devi stare l'olio. Il limone, mo. Ok. C'è un problema perché la carne, questa qua è già pronta, mentre il pollo siamo ancora a zero, che sta ancora cuocendo. Stiamo portando subito il secondo piatto, però le patate non sappiamo se sono cotte. Non filmarlo questo facile. Devo spegnere il fornello. Non l'ho già spento. Ok, il giro è andato bene, sì. Basta metterlo. Ok. Sono bellini, sono bellissimi. Intanto hanno finito il primo. Ma è piaciuto? Vai. Sto bruciando. Poi si mette il timer. 3, 2, 1, andava. Tira fuori, quanto sta la penna? Non versa fuori. Ok, vieni qua. Senza fuori. No, un bianco e nero mettiamo. Allora, batti dietro, Federico. Ciao. Piccare il sapevo. Non fa niente, tira fuori con gli altri. Come prima esperienza, insomma, poteva andare sicuramente meglio, ma anche molto peggio, quindi non possiamo lamentarci. Sono contento, è una cosa che non ho mai fatto e che ho sperimentato oggi, perché è rimasto fino a qui. Ciao.